Sgominata dalla Guardia di Finanza di Padova, un'organizzazione criminale con vertice e base logistica nel Padovano e ramificazioni sull'intero territorio nazionale nell'operazione Oil Discount. Dal 2011 ad oggi l'organizzazione scoperta dal nucleo Polizia Tributaria ha introdotto da mercati esteri e commercializzato sul territorio nazionale 4.500.000 litri di olio lubrificante, nonché ingenti quantitativi di carburante destinati in parte ad una quarantina di pompe bianche del nord Italia. Circa 40 perquisizioni, 27 indagati, un arrestato, quindi era un giro vorticoso di fatture per operazioni inesistenti che permettevano poi alla fine di evadere le imposte sugli oli lubrificanti, quindi le accise, e l'IVA sia sugli oli lubrificanti che invece sul carburante, l'autotrazione. A carico delle 27 persone indagate l'evasione di imposte di consumo per quasi 2 milioni di euro, nonché di IVA per quasi 3 milioni di euro. 13 i prestanome in precarie condizioni economiche, uno di loro anche malato di Alzheimer, e 30 le imprese coinvolte nella frode. La mente dell'organizzazione, finito ai domiciliari, è un ex commercialista di Teolo, Marfi Sabunjan, di 58 anni, al quale è stata sequestrata la casa, la barca sottomarina e 17 conti correnti. Riuscivano a vendere il prodotto circa €1 in meno rispetto al prezzo che avrebbe dovuto essere praticato in caso di vendita secondo le regole. E in alcuni casi ci sono dei gestori di pompe che sicuramente hanno comprato a prezzi oltremodo vantaggiosi rispetto a quelli che potevano essere praticati nel mercato corrente, e quindi l'attenzione si porrà anche su di loro, anche se al momento non ci sono elementi per dire che loro non abbiano altro che fatto un buon affare.